Visiri, buona serata. Oggi la 12ª giornata del campionato di Serie C1. Ci offre lo sconto tra Merlo Calcio 5 e Città di Canicattì. Inizia intanto anche il match con Brancato subito dalle parti Condori per Molinaro. Poteva calciare, ci ha pensato, poi calcia adesso! Mario Molinaro, come sempre, l'avevamo effettivamente detto. Il tiro da fuori può essere una soluzione. E Molinaro non se lo fa ripetere 2 volte. Fa 1-0, la sblocca. Questa fase difensiva, però il gol è un po'... lo soffre forse. Poi conclusione di Gangemi, Molè rimane in piedi fino all'ultimo. Potere creare un'occasione. Rizzuto al centro, Bongiovanni si gira, calcio! Il palo! E continua questa assenza dal gol, ma qui c'è andato veramente vicino più che mai, ennesimo palo della sua stagione. Di bella calcia, Molè questa volta va benissimo. Poi lascia lì, Condori punta di nuovo, Condori in sinistra, destro, va sul destro, Condori! Arnone, grande parata qui. Ferma, spalla ancora sulla suola, rientra in mezzo all'inizio, che giocata! E poi la prende Arnone, Finazzo sinistro, Finazzo! E poi con il petto Arnone, ma qui forse con il mancino avrebbe dovuto calciare Finazzo prima ed incrociare soprattutto. Condori con l'esterno, Molinaro si gira benissimo, Molinaro col destro, non è preciso ma si era girato divinamente qui. Poi profondità per Brancato, Muleco ginocchio, Giovanni. Condori la tocca con la punta, geniale per Molinaro con sinistro, Arnone chiude perfettamente, ma qui forse doveva essere molto più cattivo Marco Molinaro. Brancato, no, fortissimo, esce fuori, però qui Molinaro ha avuto veramente un'occasione troppo ghiotta. Schema, Bongiovanni il muro, poi da fuori, Condori si mette al secondo palo e fa 2-0, si lamenta il Città di Canicattì che voleva un intervento irregolare di Mario Molinaro. Foti per Gangemi, il palo dice di no, poi Brancato, palla che rimane lì, Foti e Condori che no. Ora adesso palla dentro, Foti calcia con la punta e trova il gol, palo gol, ha riaperto Città di Canicattì, forse col tiro meno importante della sua partita. Città di Canicattì trova questa risultanza. Bongiovanni apre, ma la vita Girgenti e poi si trova Girgenti, la traversa, cosa si sono divorati i padroni di casa. Adesso si riparte, poi a terra, poi Girgenti e qui ha fermato il gioco il signor Sparacello, volontaria Finazzo che punta all'uomo, va sul mancino, palla fuori, vicino il compagno Brancato con la punta e trova un gol praticamente che avrebbe trovato soltanto lui con questo tiro in buca d'angolo molto simile a quello di Foti. Fa 2-2. L'ultimo tiro forse per Molinaro che guarda e calcia, deviazione, e poi va bene così, finisce il match 2-2 tra Merlo Calcio 5 e Città di Canicattì. Sul doppio vantaggio dei padroni di casa è arrivato il doppio pareggio, in questo caso degli ospiti, con le conclusioni molto simili di Foti e di Brancato.